Questo qua è il valore importante che vogliamo trasmettere con la festa di Veneti. Grazie Davide, grazie, un applauso. Tanti giovani così dovrebbero cambiare la società. Ettore, tu sei stato uno, io mi ricordo di te della famosa legge Beggiato, la legge 15, è una legge molto importante che ha inventato Ettore, grazie alla quale oggi si preserva il nostro patrimonio storico-architettonico nel Veneto di là, nell'Istria della Dalmazia. Ettore è un uomo modesto, ma è stato un grande anche storico. Ha scritto questo libro 1809, L'insorgenza veneta, che è giunto alla seconda edizione, mi pare, no? E ha avuto già una grossa un grosso successo. Parlami di questa insorgenza veneta, degli episodi dalle Pasque Veronesi in poi che poi hanno resistito ai barbari invasori. A te la parola. Sì, buonasera a tutti. Intanto questa qua è una delle tante pagine della nostra storia che non sta sconte dalla scuola italiana, perché già indicente l'atteggiamento che ha la scuola italiana nei confronti della storia veneta. E questo è uno dei tanti episodi della nostra storia, perché del 1809 non ne parla nessuno. Chi pochi storici che ne parla come una sollevazione, come una rivoluzione dei straccioni o briganti. Qualche storico arriva da una certa parte poetica, siccome che non si può parlare del Veneto